Vogliamo alzarci all'impiedi, amen. Vogliamo iniziare a dare lode e gloria al nostro meraviglioso Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo alla Tua presenza. Per i meriti di Gesù Cristo, Tuo Figlio, Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo benedirti ancora per questo giorno, ancora per l'onore, il privilegio che Tu ci doni ancora in questo momento di venire alla Tua presenza, Signore. E ancora in questo momento, Padre, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e vogliamo legare ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà, Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Diamo lode e gloria al nostro Signore. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Alleluia. Alleluia, sì Signore, abbiamo visto la grandezza del Tuo nome. E ancora in questo momento, Signore, noi sappiamo che Tu sei un Dio che dimora nelle lodi del Suo popolo. E mentre Ti lodiamo, mentre Ti innalziamo, i cieli si aprono e la Tua presenza scende. E quando scende la presenza di Dio, avvengono i miracoli, le catene si spezzano, i lacci si sciolgono, le salvezze avvengono, le guarigioni avvengono. Quando scende la presenza di Dio. Quindi lodiamolo, innalziamo il Re di gloria. Io Ti esalterò, o mio Dio e mio Re, e benedirò il Tuo nome in eterno. Ti benedirò ogni giorno e loderò il Tuo nome
in eterno, alleluia. Innalziamo il Re di gloria, lodiamo colui che è santo, alleluia. Mi hai dato in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà, gioia, oh. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà, dillo. gioia, oh. Perché non dovrei cantare le lodi nelle difficoltà? Dillo. Perché non dovrei darti il mio cuore se vedo la tua bontà? Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, per te è libertà. Dillo. E adesso non mi tratterrò. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Dillo. Gioia, oh. Gesù, io mi arrendo alla tua presenza, danzo solo per te. Mi rendi più forte quando ti lodo, riempimi di te. Dillo. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, per te è libertà. E adesso non mi tratterrò. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh. Battiamo le mani con forza, alleluia, e dichiariamo: gioia c'è nel mio Alleluia. cuore, Gesù. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è Dentro al mio cuore, alleluia. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Adoratori, mi hai dato gioia, mi hai dato gioia al mattino, dillo. Gesù, Gesù è la mia gioia, dillo. Gesù è la mia gioia. Gesù, Gesù è la mia gioia. Dichiaralo. Gesù è la mia gioia. Gesù, Gesù è la mia gioia. Alleluia. tu sei la nostra gioia, Gesù, alleluia. Amen, alleluia. Il nostro cuore, Signore, è ricolmo di gioia. La gioia del Signore è la nostra forza. Siamo gioiosi, Signore, di stare alla Tua presenza. Ma ancora in questo momento, Signore, siamo qui per adorarti. Vogliamo, Padre, espandere i nostri cuori davanti al Tuo trono, davanti alla Tua presenza. Davanti a Te che sei l'alfa e l'omega, il principio e la fine.
Ancora in questo momento, Signore, come è scritto nella tua parola, Signore, tu ricerchi veri adoratori che ti sappiano adorare in spirito e verità. E questa sera, oh Padre, quelli vogliamo essere adoratori. Vogliamo adorare la tua presenza. Che i nostri cuori si aprono a te, Signore. Spirito Santo, passeggia nel nostro mezzo questa sera. Tocca i nostri cuori, Signore. Abbiamo bisogno, Padre, della tua presenza, del continuo nelle nostre vite. Toccaci, Signore. Adoriamo il Signore insieme, amen. Semplicemente adoralo. Libera la tua mente e apri il tuo cuore e la presenza di Dio ti inonderà questa sera. La presenza di Dio ti riempirà questa sera. Sentirai una pace invadere il tuo cuore, alleluia. Adoriamo il Signore, amen. Adoralo. Alleluia. Con gli occhi tuoi vorrei guardare, con il tuo cuore sempre amare. L'anima mia in te vuol confidare e il nome tuo adora. Fai di me un tuo strumento che ti possa essere fedele e ogni dì la tua parola narrar e il nome tuo innalzar. Adoro te, Gesù, con tutto il cuore. Tu sei il Signore, io servo te, io lodo te, Signor, con l'anima. Tu sei verace, io amo te. Con gli occhi tuoi vorrei guardare, con il tuo cuore sempre amare. L'anima mia in te vuol confidare e il nome tuo adora. Fai di me un tuo strumento che ti possa essere fedele
Alleluia. Sì, Signore, io amo te, Signore. Oh Padre d'amore, non c'è un altro nome più glorioso del tuo, Signore. Non c'è un altro nome, Signore, che meriti di essere innalzato, lodato, glorificato, Padre. Ancora in questo momento siamo grati a te, Signore, per l'onore che tu ci doni di stare alla tua presenza. E come è scritto nel Salmo 103, benedice anima mia l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il tuo santo nome. Benedice anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Signore, vogliamo benedirti attraverso quello che è l'adorazione. Sì, Signore, vogliamo adorarti in spirito e verità. Che il nostro cuore questa sera possa essere un altare di adorazione verso te, Signore. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamolo. La sua presenza è in questo luogo, fratello mio, sorella mia, Egli è qui questa sera. Ed è qui per sanare quella ferita che è nel tuo cuore, che l'occhio dell'uomo non vede, ma il Signore vede ogni cosa. Permetti allo Spirito Santo di operare nel tuo cuore questa sera. Adoriamo il Signore insieme, amen, alleluia. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo, il tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare il piacere a te. Io voglio fare la tua volontà per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo Dillo. per adorarti. Sì, mio Signore, per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo, del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare, dillo, Vicino a te, desiderare il piacere a te. Io voglio fare la tua volontà. dillo, per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Alza le tue mani al Signore, alleluia.
te. Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Dillo, fa che sia io, Gesù. Fa che sia io, Fa che io veda la gloria tua. Oh, Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che, dillo, cerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, sì, mio Signore, per adorarti, oh, per adorarti. Alleluia. Sì, Signore, ancora questa sera le nostre mani, ma soprattutto i nostri cuori, Signore, si elevano davanti alla Tua presenza. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. E ancora la parola dice: O Eterno, ascolta la mia voce quando grido a te e abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice: da parte tua cercate la mia faccia, io cercherò la tua faccia, o Eterno. E ancora la parola dice: oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Fratello mio, sorella mia, il Signore questa sera vuole mostrare la sua bontà in questo luogo, nella terra dei viventi. Egli vuole operare nella tua e nella mia vita. Per questo il Signore ti dice ancora questa sera: grida a Lui. Il Signore non è distante da te, la distanza tra te e Dio è solo una preghiera. E mentre ancora avremo un momento di adorazione, se hai bisogno di pregare, prega il Signore. Cerca la sua faccia ed Egli opererà nella tua vita ancora in questa sera. Amen. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme. Ti adoriamo, Signore. Toccaci, Signore. Toccaci. Alleluia. Con te, nella tua presenza, nella tua presenza sarò. E qui, nella tua gloria, mostrati ancora a me. Apri il tuo cuore in questo momento, alleluia. Voglio sempre più di te. Tocca, Signore. Voglio sempre più di te. Ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so
con te, nella tua presenza, dillo, nella tua presenza starò. E qui, nella tua gloria, dillo, mostrati ancora a me. Ti loderò, dillo, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei. Ti loderò, Gesù, ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so che degno e grande ne sei. Santo sei santo, Gesù, Gesù, grande sei. Dillo. Santo, santo, Tu sei santo, Gesù, Gesù, grande sei. Santo, 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 tu sei santo, Gesù, Gesù, grande sei. Santo, 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 tu sei santo, Gesù, Gesù, grande ti loderò, ti loderò. Alza la tua voce al cielo. Gesù, con tutto il cuore adorerò. Dillo. Canterò il tuo nome perché so Che degno e grande ne sei. Ti sei. loderò, Gesù, ti loderò. Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so Dillo, che degno e grande ne sei. Degno, 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 degno sei Gesù. Alleluia. Degno e grande sei, Signore. Chi è pari a te, Signore? Tu sei l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il creatore del cielo e della terra. E ancora in questa sera, Signore, tu ci onori con la tua presenza, Signore, e noi siamo grati a te, Signore. C'è gioia nei nostri cuori, Signore, di stare ancora in questa sera al tuo cospetto. E come tu, Signore Dio, ancora ci insegni, Signore, quello di intercedere per i bisogni del tuo popolo. Tu ci chiami a pregare gli uni per gli altri, Signore. E ancora noi vogliamo pregare per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, Signore, per coloro che ancora in questo momento sono in difficoltà, nell'afflizione, nella distretta. Signore, ti preghiamo. Ascolta questo grido che esce dal nostro cuore ancora in questa sera. Vogliamo pregarti per Gabriele, per Naomi, Signore, per Giulia. Proclamiamo e dichiariamo, Signore, guarigione completa nel nome di Gesù Cristo, Padre. Stendi la tua mano, Signore, possa tu operare.
manifestando la tua gloria, Signore. Ancora vogliamo pregarti per Aldo, Signore, affinché, Signore, tu possa mettere pace e tranquillità nel suo cuore. Tocca questo cuore, Signore. Solo tu, oh Padre, puoi entrare nei cuori, Signore. Ti preghiamo ancora in questa sera. Tocca, affinché questo cuore possa diventare un cuore di carne, Signore. Ancora vogliamo pregarti per il pastore Margherita, Signore. Benedici, proteggi, ungi, riempili, Signore, ed usali ancora per la tua gloria, oh Padre. Ancora vogliamo pregarti, Signore, per i nostri figli, Signore, che si sono allontanati, sviati. Stendi la tua mano, Signore, riportali a te con corde d'amore, oh Padre. Ancora la sorella Mena davanti al tuo trono, Signore, stendi la tua mano e intervieni, Signore, nella sua vita. Ancora Raffaele davanti al tuo trono, Signore, che questa infermità secchi nel nome di Gesù Cristo. Ancora Camillo davanti a te, Signore, tocca la sua vita, Signore. Ancora Vittorio davanti al tuo trono, Signore, che in questa infermità, Signore, ancora in questa sera, lasci la presa nel nome di Gesù Cristo. E ancora, Padre d'amore, gli ammalati del tuo popolo davanti al tuo trono, le carceri, le case famiglie, gli ospizi, gli ospedali, Signore, le carceri, Signore, questi luoghi dove c'è tristezza, desolazione, afflizione. Ti preghiamo, Signore, Dio, stendi la tua mano, usa i tuoi strumenti, i tuoi canali, affinché la tua parola, Padre d'amore, possa penetrare in quei luoghi, ma soprattutto che possa penetrare nei cuori, affinché ogni cuore si arrenda a te, Signore. E ancora in questa sera, Padre, ti preghiamo, parla ai nostri cuori attraverso la tua parola. Ungi le labbra del tuo servo, Signore, ma soprattutto ungi i nostri cuori affinché la tua parola possa penetrare nelle nostre vite. Come è scritto nella tua parola, la tua parola è una lampada al nostro piede, è una luce sul mio sentiero. Signore, parla, il tuo popolo ti ascolta. E ancora mettiamo il proseguo di questa riunione, oh Padre, nel palmo della tua mano santa. E a te, Signore, diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. Amen. Alleluia. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se non c'è nessuno, possiamo prendere l'offerta. Amen. Vogliamo prendere l'offerta e ci prepariamo per l'offerta. Alleluia. Vogliamo pregare un attimo per l'offerta? Alleluia. Signore Dio Padre Santo, ti ringraziamo anche per questa offerta. Signore, grazie per come tu ci dai l'opportunità di dare, Signore. E noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno. Ti preghiamo ancora in questo momento di benedire il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Oh Signore, ti preghiamo, prenditi cura, oh Padre, di chi è nel bisogno. E a te ancora in questo momento diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Voglio dirti che ti amo, perché sento che tu sei l'unico che mi conosce, che capisce il mio cuore, perché da quando ti conosco io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo per venire in me. Voglio dipendere da te, da te, da te, Gesù. Voglio dipendere da te, da te, solo da te, Gesù. Voglio dipendere da te, solo da te. Non sono io, Non sono io ad aver scelto te, ma tu hai scelto me. E non perché
dipendere da te, da te, da te. Gesù, voglio dipendere da te. Alleluia, vogliamo fare un applauso al Signore, amen. A te la gloria, Signore, a te l'onore, Gesù, amen. Vogliamo dipendere da te, Padre. E per questo ancora in questa sera vogliamo dirti, parlaci, Signore. Abbiamo bisogno della tua parola. Quindi vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo questa sera. Dio parlerà ai nostri cuori, amen. Pace a tutti, a voi che siete in presenza, a coloro che ci seguono da casa. È sempre una gioia, fratelli e sorelle, poter essere presente nella casa di Dio. Non pensate mai che quando dicevo vabbè stasera non vado in chiesa, sento il culto da casa, è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Io vi invito sempre ad essere presenti per quando è possibile. Poi certo a volte ci sono effettivamente delle difficoltà oggettive di non essere presenti. Questo vabbè, il web ci aiuta, però mai sostituire il web con la presenza fisica, perché siamo noi che come un sacrificio vivente, dice la parola di Dio, offriamo al Signore veramente la lode, la gioia, il ringraziamento, la gratitudine, l'adorazione, e quindi questo si fa in presenza. Quindi ringraziamo il Signore con tutto il cuore, e in questa sera io voglio condividere con voi una parola che troviamo nel libro degli Atti, al capitolo 16. Ho dato alla regia tanti versetti, però non penso che riesco a prenderli tutti, no? La mia sorellina si è un po' spaventata, che io ho fatto un elenco, però cerco di essere conciso su quello che Dio ha messo nel mio cuore. Se abbiamo preso Atti capitolo 16, leggeremo dal versetto 6 al 10 e poi dal 25 al 40. Ma prima di questo, come sempre, vogliamo ringraziare il Signore per questa parola che in questa sera Egli ha donato a tutti noi. Caro Padre, ancora in questa sera, veramente con grande gioia e con un cuore allargato, ci apprestiamo, Signore, a meditare, ad ascoltare, ma soprattutto a mettere in pratica il consiglio prezioso della Tua parola. Ti ringraziamo di vero cuore, Signore, per come ancora in questa sera Tu vuoi guidarci, vuoi consigliarci, Signore, vuoi veramente che la nostra vita, Signore, sia conforme a questa parola ricevuta. Io ti ringrazio personalmente, come sempre, papà, per l'onore, la grazia, l'opportunità, Signore, che Tu mi doni di poter ministrare questa parola e condividerla, Signore, con i miei fratelli e le mie sorelle. Benedicici, guidaci, uncici, Signore, noi ti diamo tutto l'onore e la gloria e ti ringraziamo in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Leggiamo, fratelli cari, quindi Atti capitolo 16 dal versetto 6 al 10 e poi faremo un salto dal 25 al 40, poi continuerò con qualche altro versetto. Dice questa parola, la gloria va tutta al Signore: mentre attraversavamo la Frigia, la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troas. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia e soccorrici. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Fin qui la parola di Dio. Leggiamo ora dal 25 al 40 e dice così: verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, i prigionieri li udivano. Improvvisamente si fece un gran terremoto, fatto tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e viste le porte della prigione spalancate,
trasse fuori la spada e stava per uccidersi pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. E chiesero un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi lo condusse fuori e disse: Signore, cosa devo fare per essere salvato? Ed essi dissero: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Condottili quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. Fattosi i giorni, i pretori mandarono i littori a dire al carceriere: lascia liberi quegli uomini. Il carceriere riferì a Paolo queste parole: i pretori hanno mandato a dire che siete lasciati liberi, quindi uscite e andate in pace. Ma Paolo disse loro, dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto? No, davvero, vengono loro stessi a condurci fuori. I littori riferirono queste parole ai pretori, ed essi, quando udirono che erano cittadini romani, ebbero paura. Ora essi vennero e li pregavano di scusarli, e condottoli fuori chiesero loro di lasciare la città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li consolarono e poi partirono. Poi più avanti prenderò qualche altro passaggio della parola di Dio. Vorrei dare un titolo a questa meditazione della parola, è sempre un passaggio che Paolo dirà in un'altra lettera, quando lui dirà: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Io ho sempre pensato, giustamente, ed è così, Paolo ci insegna, che colui che dovremmo imitare tutti noi è Gesù. E lui forse proprio in questo passaggio particolare di questa parola ci insegna, vuole insegnare a tutti noi come poi imitare il nostro amato Signore. Perché a volte è facile dire: io servo il Signore, io faccio la volontà di Dio, io mi prodigo per l'Evangelo, ma ad un certo punto, fratelli cari, a volte sorgono delle domande nella nostra vita, perché a volte, come vediamo in questo passaggio della parola di Dio, dove Paolo dice la parola di Dio che è uno che si prodiga, fa alcuni viaggi nell'Asia e cercare dei territori dove non è stata portata la parola del Signore. Quindi va in dei luoghi dove non è stato annunziato l'Evangelo e lui si prodiga. A volte preghiamo, fratelli cari, e chiediamo a Dio di essere servitori, delle serventi attive per il regno di Dio, e preghiamo di cercare di fare delle cose proprio per l'avanzamento del regno di Dio, di servire il Signore con tutto il cuore. E preghiamo, fratelli cari, chiediamo a Dio risposte, indicazioni, guida, e a volte noi pensiamo che lo Spirito Santo, perché noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, fratelli cari, ci abbia indicato una determinata azione da fare, di andare in un determinato posto. E anche qui Paolo, vedete, mentre dice che in determinati luoghi lo Spirito Santo gli vieta di andare, ma lui conosce il cuore di questo suo servo, come Dio conosce il mio e il tuo cuore, come si prodiga, con quale fame, con quale sete si cerca di fare la volontà di Dio e di prodigarsi per il regno di Dio. Perché, fratelli cari, noi dobbiamo comprendere che non siamo stati chiamati certamente a salvezza, e grazie a Dio per la salvezza che ci ha dato, ma noi siamo stati chiamati ad altro. Noi siamo stati chiamati a non restare fermi, seduti sulle nostre comode sedie, anche se grazie a Dio, Dio ci dà anche questo, ma noi siamo chiamati, fratelli cari, a prodigarci per il regno di Dio, ad evangelizzare, annunciare, testimoniare a questo mondo che sta morendo che Gesù è il Salvatore dell'umanità. In questo tempo, sapete, tanti luci si accendono proprio per ricordare che il nostro amato Gesù è nato, poi a Pasqua muore, poi rinasce, tutta questa storia particolare. Noi sappiamo che Gesù è vivente, fratelli cari, e non nasce e muore come piace e pare a noi. E quindi, fratelli cari, il Signore, proprio perché vive,
Noi siamo coloro che devono vivere e prodigarsi per il regno di Dio. Paolo, fratelli cari, dice la parola di questa sera che Dio conosce il suo cuore e ad un certo punto gli arriva una visione, una rivelazione. Noi preghiamo tante volte che il Signore attraverso la notte ci possa visitare, attraverso visioni e sogni, perché Dio lo fa, fratelli cari. Se noi chiediamo a Dio e Dio vede il mio e il tuo cuore, Dio è colui che si rivela. Preghiamo sempre e io penso che non sia una preghiera buttata lì, tanto per fare una preghiera e dire Signore in questa notte rivelaci, donaci visioni, donaci sogni. Vedete, a me il Signore in tante volte parla proprio attraverso dei sogni. Io mi ricordo dei sogni che mi ha dato Dio di circa 25 anni fa e me li ricordo in modo chiaro, chiarissimo, perché quando i sogni vengono da parte di Dio, Dio è colui che vuole rivelare al tuo cuore e si è rivelato tanto e lo fa tanto in questo aspetto. E quindi anche qui, vedete, Paolo ad un certo punto, mentre è quasi in ansia di andare di qua, di là per annunciare l'Evangelo, ma ci sono tanti impedimenti, ad un certo punto il Signore lo visita e gli dà una visione di questo macedone che cerca aiuto e soccorso. E lui capisce, fratelli cari, di andare in questo luogo, nella Macedonia. E a volte accade anche a noi, convinti, spediti, ci muoviamo, andiamo, perché convinti che il Signore ci ha parlati, ci ha dato un'indicazione chiara, no? In tutte le sfere della nostra vita. E noi ci muoviamo proprio convinti che il Signore ha parlato al nostro cuore e noi andiamo. Però, vedete, Paolo è convinto ed è così perché dice la parola di Dio che quella visione che lui gli ha dato è chiara. Questo macedone, quindi si parla della regione della Macedonia, che cerca aiuto, soccorso, quindi lui capisce insieme ai suoi collaboratori che deve andare in Macedonia ad annunciare l'Evangelo perché lì c'è un bisogno. E abbiamo letto, fratelli cari, che effettivamente c'era un bisogno in Macedonia. Paolo subito si muove, convinto dallo Spirito Santo che è lì che il Signore lo ha mandato. E tante volte anche noi, fratelli cari, siamo convinti, certi, che Dio ci abbia mandato da qualche parte a fare qualche opera meravigliosa. E tutto, mi sembra che tutto bello, tutto fililiscio, ma ad un certo punto cominciano i problemi, fratelli cari. Cominciano a sorgere dei problemi come sono nati a Paolo, perché dice la parola di Dio, lui va in quella città e la prima città, in territorio macedone è Filippi. E sapete, quando arriva lì trova tante difficoltà, perché dice la parola, chi la conosce un po', che lui comincia a battezzare, ad evangelizzare, libera una donna da uno spirito di pitone. E quindi lui vede l'opera di Dio avanzare, cioè questa parola accompagnata dai segni come è descritto nella parola di Dio. E lui vede la gloria di Dio perché annuncia, quindi convinto che Dio le abbia mandato lì, vede anche segni, miracoli, questa parola predicata, ci sono dei risultati forti, meravigliosi, ma ad un certo punto, fratelli cari, dice la parola di Dio che Paolo e Sila, dopo questa gloria manifestata, si trovano in carcere. E quante volte, fratelli cari, è accaduto a noi? E sapete, quando siamo convinti, camminiamo sulle ali dello Spirito perché vediamo la gloria di Dio manifestarsi, ma ad un certo punto, fratelli cari, vediamo che questa gloria di Dio che si stava manifestando sulle nostre vite, nelle nostre case, dove il Signore ci manda, ad un certo punto si ferma e vedi che nella tua vita, nella tua casa arriva un blocco, si ferma tutto. Allora là cominciano le difficoltà, i problemi, cominci ad avere dei dubbi che forse Dio ti abbia mandato. Questo è il problema, fratelli cari, che noi viviamo tante volte. Quando vediamo che tutto fila liscio come l'olio, diciamo gloria a Dio, vediamo i segni di Dio. Poi ad un certo punto mi sembra che cominciano le difficoltà, cominciano le prove. Allora lì l'uomo di Dio, la donna di Dio, che cosa fa, fratelli cari? Paolo e Sila si trovano in carcere, dice la parola di Dio. Mi dice, ma come? Avrebbero potuto dire forse, Signore, ma io la visione che tu mi hai dato è chiara, come in questa sera la parola che ci stai dando è chiara, Signore. Quali sono le tue indicazioni per noi in questo tempo? È chiara, io sto camminando, ti sto servendo, sto vedendo che la tua mano è all'opera verso di noi, ma ad un certo punto noi ci troviamo in carcere, io mi trovo in una difficoltà insieme a te. Io non so in quale difficoltà tu ti trovi adesso, non lo so. Però capita, succede, fratelli cari.
Allora lì, quando mi trovo nella difficoltà, mi trovo nell'afflizione, nella prova, che possono essere svariate, forse in una malattia, non lo so, allora io comincio a dubitare che Dio mi abbia mandato, che Dio è colui che sta vicino a me. Cominciano a sorgere dubbi nella mia mente e nel mio cuore, a dire ma forse quest'opera che stavo facendo forse non è da parte di Dio, forse è venuta nel mio cuore. Vedete, cominciano a sorgere dei dubbi. E invece, fratelli cari, l'uomo di Dio, la donna di Dio, come noi vedremo più avanti, è coloro che perseverano, stanno fermi, sono fedeli. Perché, fratelli cari, servire il Signore non è il fatto che tutte le cose mi vadano per il verso giusto. Chi vi ha detto questo? Vi ha detto una bugia. Perché il Signore lo dice chiaramente che chi vuole seguirlo prende la sua croce. Quindi il cammino che noi vedremo e che noi abbiamo visto col Signore Gesù stesso è stato un cammino di grande difficoltà. Noi abbiamo visto il nostro amato Gesù che cosa ha fatto. Il nostro amato Gesù, fratelli cari, è colui, dice la parola, che ha dovuto rinunciare a se stesso. E non è stato semplice, fratelli cari, lui era Dio. Lui era Dio, fratelli cari, eppure ha rinunciato alla sua gloria, alla sua divinità, si è rivestito di un corpo come il nostro ed è venuto su questa terra per redimerci dal peccato. Ha rinunciato, fratelli cari. Non è venuto nella sua gloria o come gli ebrei si aspettavano in quel tempo su un cavallo bianco a liberare gli ebrei dalla schiavitù di Roma. No, lui era venuto, fratelli cari, proprio come me e te. Dice la parola di Dio, Isaia 53, lui non aveva immagine, non aveva bellezza alcuna, non aveva lo sguardo che potesse attirarci. Lui non era bello, fratelli cari, non era bello esteriormente come pensiamo noi, era bello dentro, perché aveva il cuore per salvare l'umanità. Ma lui, fratelli cari, non ha badato alla sua divinità, alla sua regalità, all'essere Dio. Dice la parola che si è dovuto spogliare di se stesso, ha dovuto rinunciare a tutto questo per far sì che attraverso il suo sacrificio noi potessimo in questa sera essere qui. E vedete, allora io voglio capire perché Paolo ad un certo punto dice in questa epistola che scriverà: siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. È arrogante quest'uomo, questo servo dell'Eterno, fratelli cari? Non è arrogante, fratelli cari. Lui poteva dire siate i miei imitatori vicino ai suoi collaboratori, forse vicino alle folle o alle chiese dove scriveva le lettere, poteva dire siate i miei imitatori, imitate me come io imito Gesù. E io in questa sera mi faccio una domanda, a me personalmente ma anche a voi. Ma noi potremmo dire alle persone siete i miei imitatori come io lo sono di Cristo, imitate me come io imito Cristo. È una parola forte, fratelli cari. Io penso che io in primis non la potrei dire, perché forse ancora quante cose negative ci sono nella mia vita e quando gli altri mi osservano dice che devo imitare tutte le tue difficoltà, le tue debolezze, tutte le tue cadute, che devo imitare di te? E io non lo potrei dire, fratelli cari. Ma Paolo, fratelli cari, poté dirlo. E noi dobbiamo capire perché Paolo poté dire quelle parole. E allora, ritornando alla parola di Dio, fratelli cari, vediamo che Paolo e Sila per l'annuncio dell'Evangelo si trovano in prigione. Si trovano lì. E vanno in prigione, sono battuti, dice la parola di Dio. Vengono messi nella parte più profonda di questo carcere e sono lì, sono battuti, fratelli cari, sono stati picchiati. Ma loro non si arrendono, fratelli cari. Questo deve essere il monito di un buon credente oggi. Il monito di un buon credente oggi è il fatto che io mi posso trovare forse in catene, in difficoltà, in prigione, in una prova, in un deserto, in una afflizione, in una forse povertà. Mi posso trovare, fratelli cari, ma che cosa faccio? Che cosa faccio? Mi dimentico di quel Dio che la sua mano era con me e adesso che mi trovo in questa difficoltà, in questo problema, cosa faccio? Cosa faccio? Cosa fa Paolo? Sila cosa fa, fratelli cari? Era mezzanotte, erano stati battuti, erano stanchi.
Ma dice la parola di Dio, fratelli cari, che loro cantavano al Signore. Ed è scritto nella parola di Dio, in questa sera si cantava un canto che il Signore, no, ci fa gioire, ci fa giubilare. Ed è vero. Perché, fratelli cari, dice la parola di Dio che la gioia del Signore è la mia e la tua forza. Loro si trovano lì, ma non si piangono addosso, fratelli cari. Uno dei problemi di oggi è che ci piangiamo addosso. A volte ci dimentichiamo che noi siamo figli dell'Iddio vivente e che questo Dio vivente, se ci ha mandati, se ci ha chiamati, perché se siamo qui ci ha chiamati ad uno, indistintamente. Quindi se ci ha chiamati, non vorrei leggere Romani 8 dove dice coloro che anche chiamati li ha pure predestinati alla gloria. Noi siamo predestinati alla gloria, fratelli cari. E se io sto attraversando un momento difficile o particolare, io non mi dimentico che sono destinato alla gloria. Anche se attraverso un momento difficile. E Paolo non si era dimenticato che era destinato alla gloria e che era stato chiamato apostolo dei gentili. Io e te siamo stati chiamati ad annunciare l'Evangelo a questo mondo. E non pensare che una piccola o forse grande difficoltà ti possa fermare o possa far sorgere nel tuo cuore dei dubbi che Dio ti abbia abbandonato, che Dio non ti abbia mandato. Paolo e Sila non avevano dubbi. Al posto di leccarsi le ferite perché potevano farli, erano stati battuti. E le frustate di quel tempo non sono come oggi, dove le carceri sono tutte comode, bello col televisore, ti danno da mangiare, la cena, il pasto, la colazione. C'è il medico, diciamo, nel carcere, ci sono tutte le cose. Ma il carcere di quel tempo non era così, fratelli cari. Forse non se ne usciva da quel carcere. Eppure loro, dice la parola di Dio, fratelli cari, che cominciano a lodare il Signore con tutto il loro cuore. Lodano e i carcerieri ascoltano. Tu loda Dio anche quando ti trovi nelle difficoltà, perché il mondo, sapete che cosa fa? Fin quando tutte le cose ti vanno per il verso giusto, forse ti temono anche. E dice effettivamente questa persona, questa donna, quest'uomo, effettivamente il Signore è con lui perché lo vedo. Ma il mondo ti guarderà quando tu attraverserai le difficoltà e le prove. Il tuo comportamento com'è? Dov'è? Come ti comporti? E il mondo sta a vedere. E quando vedi che tu proprio nella difficoltà e nella prova, al posto di lodare il Signore, perché è lì la differenza, che io nella prova e nella difficoltà lodo Dio, alzo un canto al Signore, sapendo che il mio Dio non mi ha abbandonato. E lì la differenza, fratelli cari, mentre i carcerieri erano tutti depressi, ansiosi, perché forse si aspettavano una condanna dura, Paolo e Sila, fratelli cari, lodavano e cantavano al Signore con tutto il loro cuore. Allora io ti dico questo in questa sera: se tu stai in una difficoltà, in una prova, fai una cosa, non piangerti più addosso, ma fai una cosa: loda il Signore con tutto il tuo cuore, lodalo, alza, canti al Signore. Allora qualcuno ti dirà: questo è pazzo. Sì, siamo pazzi per Gesù, perché io so che il mio Dio dimora nelle lodi del suo popolo. E Dio dimora nelle lodi del suo popolo. Non un popolo che loda il Signore quando le cose vanno per il verso giusto, ma anche quando non vanno per il verso giusto. Io loderò e alzerò canti al Signore. Ma sapete perché? Perché se io ho questa attitudine, quindi ho fiducia nel Signore, ma soprattutto, fratelli cari, accade una cosa: che quando io mi trovo nell'afflizione, nella difficoltà della mia vita e non mi lecco le ferite, ma continuo a lodare il Signore, ma cosa pensate? Che Dio è sordo a quella lode? No, fratelli cari, Dio non è sordo. Quella lode che tu canti nella tua difficoltà sale davanti al Signore e viene udita da Dio. Vede che tu nella profondità della tua difficoltà che stai vivendo continui a lodare il Signore con tutto il cuore. E tu pensi che il nostro Dio, l'Iddio che noi serviamo, sta lì, ascolta la lode, i canti che tu alzi a Lui e sta fermo così e ti guarda. L'Iddio si muove ed opera in verso di te, come è successo, fratelli cari, in questo carcere. Hanno lodato il Signore, fratelli cari, non hanno fatto altro. Non hanno fatto, lodavano. E Dio, fratelli cari, non poteva restare fermo. E dice la parola di Dio che Dio si è mosso, ha fatto
un terremoto così forte, violento, che ha scosso le fondamenta della prigione e che tutte le porte si sono aperte. E anche lì pensate, fratelli cari, che io vedo, là erano tutti i carcerieri, penso, ognuno in attesa di una condanna, forse anche a morte. Ma dice la parola di Dio che le porte si sono spalancate e tutti i detenuti stavano lì fermi. Il carceriere stava dormendo tranquillamente, dice, destato dal sonno, dice la parola, si sveglia da questo terremoto. Perché Dio porta un terremoto nella vita delle persone. Quando vede i suoi figli, fratelli cari, che sono nelle difficoltà, che sono afflitti, ma che lodano Dio, Dio manda un terremoto e scuote, fratelli cari, le fondamenta della nostra vita. Dio si muove a compassione verso di me e verso di te. Non può restare fermo. Dio non è impassibile alla mia, alla tua difficoltà. Non è impassibile, fratelli cari. Il nostro Dio è un Dio patico, cioè soffre con chi soffre. Non è un Dio come qualcuno predica sul suo trono, servito e riverito, no. Ho fatto un inciso prima dove il nostro Dio meraviglioso si è spogliato della sua regalità e si è rivestito con un corpo come il nostro, con i bisogni che abbiamo noi, io e te, con le stesse sofferenze, le stesse lacrime. Tutto quello che possiamo subire noi, il Signore l'ha sofferto e molto di più, perché penso che nessuno è andato sulla croce, ci è andato Lui per noi. E Lui conosce, fratelli cari. Ecco che questo Dio meraviglioso che noi serviamo non resta impassibile quando anche nella prova e nella difficoltà tu resti a lodare il suo nome meraviglioso. Lui si muoverà e Lui si muoverà, fratelli cari. Vedete, io ho detto e ho preso questo passaggio della parola che Paolo dirà: siete i miei imitatori come io lo sono di Cristo. C'è una ragione particolare, fratelli cari, perché Paolo dirà queste parole. E noi dovremmo imparare, fratelli cari, perché il tema che io in questa sera voglio portare a me in primis, ma anche a voi, è il tema della rinuncia. È il tema della rinuncia, fratelli cari. Nessuno di noi vuole rinunciare a se stessi. Nessuno. A volte ci arroghiamo il diritto di essere. Io sono. L'io sono è nella parola di Dio. Io sono e non posso rinunciare a ciò che io sono. Paolo, fratelli cari, poté dire quelle parole per una ragione importante, perché ha imparato dal suo maestro. Ha imparato. E non solo ha imparato, ma ha messo in pratica quello che ha visto fare al suo maestro, cioè la rinuncia di se stesso. Dio ci chiama a rinunciare a noi stessi. Se noi vogliamo vedere la gloria di Dio nelle nostre vite, che Dio si muove in modo potente, meraviglioso nelle nostre vite, noi dobbiamo imparare a rinunciare a noi stessi. Non quasi arrogarci il privilegio di ricevere determinate cose, perché io sono, perché io faccio, perché io dico, perché io vado. No. Impara a rinunciare a te stesso, impariamo a rinunciare. Paolo, fratelli cari, poté dire quelle parole perché imparò a rinunciare. Sapete che cosa ha rinunciato? L'abbiamo visto nell'ultima parte della parola di Dio. Lui era un cittadino romano, in prigione non ci poteva andare. Bastava dire, quando lo stavano picchiando sulla piazza, io sono un cittadino romano e non mi potete toccare. Questo poteva dire, ma non lo ha detto. Non lo ha detto. Quando io mi trovo nella difficoltà e nella prova, io non dico: Signore, ma io sono un tuo figlio, ma com'è? Signore, ma che sta succedendo nella mia vita? Perché tu permetti tutto questo? Eppure io ti servo. Paolo poteva dire le stesse cose. Non solo poteva dire io ti servo, ma poteva anche appellarsi a questo privilegio di essere un cittadino romano. Non lo ha fatto. Non lo ha fatto. Noi dobbiamo imparare, fratelli cari, che anche quando attraversiamo le difficoltà, le prove di questa vita, Dio sta facendo un'opera. Ma non siamo convinti però, perché non vi sento dire amen. Dio sta facendo un'opera. Anche quando ti trovi nelle prove, nelle difficoltà, nella malattia, in qualsiasi difficoltà ti possa trovare, Dio sta facendo un'opera. Forse tu non la scorgi, non la vedi.
È un po' come Giobbe, Signore, io pensavo di conoscerti, ma poi io ti ho visto. Dobbiamo imparare a fare questo, imparare a capire, a comprendere che nella nostra vita ci sono dei passaggi in cui ci sono dei momenti dove noi voliamo sulle ali dello Spirito, ma ci sono anche dei momenti dove noi non voliamo sulle ali dello Spirito, perché ci vediamo in una prigione quasi, un po' come Paolo e Sila. Ma questo non deve cambiare la tua fede, non deve cambiare la tua attitudine di fede, non la deve cambiare, perché io sono prima il figlio di Dio, lo sarò anche dopo. Quindi sono prima il figlio di Dio quando le cose vanno bene, ma sono e rimango figlio di Dio anche quando le cose non vanno bene, perché so che papà, anche in quel contesto particolare che io non riesco a comprendere e a capire, sta facendo un'opera. E Dio sta facendo un'opera se tu rimani fedele a Lui in questa prova, in questa tempesta che stai vivendo. Perché Dio, fratelli cari, mostra la sua gloria dopo le tempeste, dopo le prove, dopo le difficoltà. Se non ci sono delle difficoltà, come posso dire che Dio si è mosso verso di me con un miracolo, con un segno? Che Dio ha mandato un terremoto per me e ha scosso le fondamenta della mia vita. Come posso dirlo se non vivo una difficoltà, una prova, una distretta? Non lo posso dire. Allora non piangerti addosso, ma loda Dio, fratello e sorella. Lodiamo Dio insieme, come Chiesa, perché la Chiesa è chiamata a volte ad attraversare delle difficoltà, delle prove, a volte è portata nel deserto. Ma perché? Perché Dio vuole fare un'opera. E Dio sta facendo un'opera. Paolo lo sapeva, forse non riusciva a comprendere il disegno preciso, perfetto di Dio, ma Dio stava facendo un'opera. Come Dio, fratelli cari, stava facendo un'opera con Filippo. Se noi leggiamo qualche capitolo prima, dice la parola di Dio che Filippo era stato mandato in Samaria ad evangelizzare. Dice che la parola che lui predicava era accompagnata da miracoli, da segni. Vedeva la gloria di Dio. Ad un certo punto il Signore lo chiama, quest'uomo, dove sta vedendo la gloria di Dio. Miracoli a migliaia, conversioni a migliaia. E ad un certo punto il Signore gli dice: lascia stare, vai su una strada deserta. Dice: ma come, Signore? Tu stai manifestando la tua gloria, io vedo all'annuncio della tua parola segni, miracoli e prodigi, e tu mi dici di lasciare tutto questo e di andare su una strada deserta. Sì, forse ti trovi in una strada deserta, ma tu vacci, sii ubbidiente a Dio. Vacci, perché Dio sta facendo un'opera maggiore di quello che tu pensi. Tu stai vedendo che Dio sta operando nella tua vita, ti sta accompagnando, ma Dio vuole fare un'opera maggiore. Noi a volte facciamo un Dio troppo piccolo, fratelli cari, ci accontentiamo a volte delle briciole, come quella donna che stava, vi ricordate, sotto la tavola. Lei poteva forse anche accontentarsi delle briciole, ma quelle briciole che cadevano dalla tavola dei padroni, per quella donna ci fu un miracolo meraviglioso. Allora pensate noi, che noi diciamo: no, Signore, le briciole, io voglio di più, perché io sono tuo figlio, sono una tua figlia. E io so, Signore, che in questa prova, in questa difficoltà, tu non mi hai abbandonato. Io ho questa fiducia nel mio cuore, che anche se devo attraversare il deserto, tu stai facendo un'opera maggiore. Tu stai facendo un'opera maggiore. Se io imparo a rimanere fiducioso in te, se io imparo a rinunciare forse ai miei privilegi, a dire: io sono un figlio di Dio, non posso attraversare questa condizione, non posso stare in questo deserto, non posso soffrire questa penuria. Non dire più così, perché Dio sta facendo un'opera, e Dio qui stava facendo un'opera meravigliosa, perché alla conversione del carceriere di Filippi nasce una chiesa, fratelli cari. Alla predicazione di Filippo su quella strada dove non c'era nessuno, c'era un carro, c'era un uomo sopra che leggeva Isaia, ma non comprendeva nulla di quella parola. Filippo si accosta, è ubbidiente a ciò che Dio gli dice. Quell'uomo capisce che quello che sta leggendo è Isaia 53, come dicevo prima. Lui gli dice: chi è Isaia 53? È Gesù, il Salvatore del mondo. E lui lo riceve nel suo cuore e si fa battezzare. Ma pensate a quell'opera, fratelli, capisci? Ma vabbè, ma un uomo si è battezzato.
Oh, fratelli cari, che si è battezzato? Un uomo, sovrintendente della regina di Candace, dell'Etiopia, che va nel suo paese e annuncia a una nazione intera chi è Gesù. Questa è la verità. Così accadrà per Paolo, fratelli cari, che sì è battuto, sì è stato, incarcerato, sì, lui ha rinunciato alla sua cittadinanza romana, ha rinunciato. Poteva dire: io sono un cittadino e non potete mettermi in prigione. Non lo ha fatto, non lo ha fatto. Ha avuto fiducia che forse quelle catene, quelle battiture che ha ricevuto, quella prigionia potesse portare ancora più frutto per la gloria di Dio. E così è stato. Ecco perché nel carcere, fratelli cari, al posto di leccarsi le ferite, lodava il suo Dio meraviglioso, sapendo che non lo lasciava in quella condizione. E difatti non lo ha lasciato. E Dio non ti lascerà in questa condizione. Questa è la verità. Questa è la verità, fratelli cari, perché è scritto nella parola di Dio che chi semina con lacrime raccoglierà con gioia. Ed un fratello in questi giorni mi diceva proprio questo: vedendo quello che sta accadendo nella nostra vita, mi conosce da tanti anni, ha saputo di questo matrimonio, di tutto quello che sta succedendo, e lui diceva, mi abbracciava e mi diceva: tu stai raccogliendo delle lacrime che hai versato. Ed è così. E tu di quelle lacrime che versi non ti ricordi più, perché Dio farà un'opera maggiore. Allora resta fiducioso nel Signore, resta ai piedi del Signore, non ti lamentare, non ti stancare, non ti affliggere più di tanto, ma continua a lodare il Signore, continua a servire il Signore come questi uomini, fratelli cari. E Dio farà un'opera maggiore nella tua vita. Tu forse riesci a vedere forse minimamente di quello che Dio vuole fare, ma Dio farà molto di più. Ma lasciamo, fratelli cari, come abbiamo letto in questa parola, a rinunciare a noi stessi, ai nostri privilegi, forse di lamentarci quando le cose non vanno per il verso giusto. No, non lamentarti, perché, fratelli cari, voglio leggervi un passaggio che troviamo in Giacomo, nel primo capitolo, proprio inerente a questo. L'Apostolo Giacomo scriveva nel primo capitolo, dal versetto 2 e 4, diceva: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Paolo, Giacomo, il fratello di Gesù, dice queste parole che oggi dirle a qualcuno dice: ma che cosa predichi? Cioè, io dovrei essere gioioso se mi trovo in delle difficoltà, in delle afflizioni, sì. Questa è la verità. Questa è la verità, fratelli cari, e sicuramente l'Apostolo Paolo aveva letto di queste parole di Giacomo, perché Giacomo era un po' il responsabile della Chiesa di Gerusalemme e quindi sapeva di queste parole, di questo suo, come posso dire, fratello in Cristo Gesù, e le ha applicate alla sua vita. Ma soprattutto Paolo ha guardato il suo maestro. Noi vogliamo guardare il nostro maestro, non confrontarci più forse con i fratelli, le sorelle, o confrontarci con ciò che mi accade intorno. Se le cose vanno bene, me ne bene. Non guardare più così. Ma tu resta fedele al Signore, resta aggrappato alla fede. Non permettere che il nemico possa rubare la fede. Perché vedete, il nemico, penso che in questo tempo di questa detenzione di questi due uomini, io penso che abbia sussurrato all'orecchio di Paolo queste parole. Il nemico fa così, fratelli cari, dice: ma perché tanta sofferenza? Tu potevi dire due parole di essere cittadino romano e ti risparmiavi tutto questo. Io penso che il nemico gliel'abbia sussurrate tante volte. E vedete, quando noi ci troviamo nelle difficoltà, nella prova, il nemico viene e ti offre sempre una via d'uscita, molto semplice. Dice: ma fai così
così esci subito da questa difficoltà che stai vivendo. E te lo dice, tu cominci a pensare, dici ma effettivamente forse questa è la via migliore per uscire da questa difficoltà. Non ascoltare, ma tu rimani anche in quella difficoltà che stai vivendo, ma rimani aggrappato a Gesù. Continua come hai fatto in questa sera a lodare il Signore con tutto il tuo cuore, ancora di più, perché diceva e leggeva il fratello Lello in un salmo, io ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto. Loro hanno lodato il Signore e Dio ha risposto in modo potente e meraviglioso. E Dio in questa sera, fratelli cari, risponderà ancora, perché noi siamo qui per lodare il nostro amato Gesù. Sapendo che non la prova, la difficoltà, il deserto o altre cose possono fermare la lode che noi vogliamo offrire a Dio. Perché è nella lode, fratelli cari, che il Signore gioisce. Quando vede i suoi figli, il suo popolo, che pur attraversando delle prove, delle difficoltà, non lo rinnegano, ma continuano ad essere gioiosi. Perché la gioia del Signore è la mia e la tua forza. E in questa sera rialzati, alziamoci in piedi, ma rialza il tuo cuore, rialza la tua anima, non solo fisicamente, ma rialzati. Se forse sei abbattuto, sei stanco perché effettivamente ci sono tante prove nella tua vita, rialzati, rialza il tuo spirito, perché il Signore è qui per rialzarti in questa sera e rialzare la tua anima e per dirti non temere. Tu pensi che io sono sordo alla lode che tu mi stai offrendo in questa sera? Io non sono sordo. Io vado incontro ai bisogni dei miei figli. Come ho ascoltato la lode di questi che erano in carcere, come ho ascoltato tante preghiere che sono state rivolte a Lui. E Dio, fratelli cari, non è sordo, ma Lui opera e Lui opererà. Allora aspettati un'opera maggiore. Stai soffrendo? Vedrai una gloria ancora maggiore. Stai attraversando una prova? Vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Questo è il nostro Dio meraviglioso che serviamo, che per noi, per me e per te, ha preparato delle cose preziose, delle opere preziose, fin dalla fondazione dei tempi, affinché noi le possiamo compiere. Sono state preparate. Dio vuole che le compiamo solamente, sono state già preparate. Allora loda il Signore con tutto il tuo cuore. Giubila, o popolo, perché il nostro Dio non è sordo alla nostra preghiera, alla nostra invocazione, alla nostra supplica. Dio non è sordo quando tu lo lodi. Dio opera, e opera come un terremoto, arriva come un terremoto e scuote le fondamenta, scuote ogni cosa. E i nemici forse che ti hanno giudicato, ti hanno offeso, ti hanno derubato di qualcosa, verranno e vedranno che il Signore ha operato per te e si umilieranno davanti a te. I nemici il Signore li farà umiliare davanti a te, come ha fatto con Paolo e Sila, dove i littori erano lì per cercare di farli uscire da quel carcere di nascosto. Sono andati lì, hanno dovuto chiedere scusa, li hanno dovuti pregare per non dire, per non far sì che possano andare avanti per quello che avevano commesso. Perché il Signore mette i nemici sotto i nostri piedi, fratelli cari. Allora rialzati in questa sera, prendi forza, perché il nostro Dio è pronto ad operare verso di noi con segni, miracoli e prodigi, come abbiamo visto in questa parola. E questa parola è per noi in questa sera. Noi forse che stiamo in prigione, siamo legati, siamo stanchi, ansiosi. Facciamo un bel canto, facciamo sentire al nemico delle nostre anime che il popolo di Dio è un popolo che loda il suo Dio, che innalza il suo Dio, che non sarà la prova, la difficoltà a fermarci. No, niente e nessuno può fermarci, perché noi abbiamo imparato, fratelli cari, e questo è inciso nel nostro cuore, che non se Dio è con me, ma Dio è con noi. E se Dio è con noi, nessuno può essere contro di noi. Nessuno. Allora fatti forza e prendi coraggio.
colui che mi ha fatto, colui che mi modella, giorno dopo giorno. Dillo. Lode al Signore Gesù, davanti al suo trono mi umilierò, giorno dopo giorno. Dillo. Il mio capo si abbasserà davanti alla sua gloria, la sua veste Risplenderà e la sua mano mi toccherà. Io canterò sempre di più, innalzerò inni di lode e su di me, e su di me, poi poi scenderà scenderà lo Spirito suo Santo e la mia voce non si stancherà mai Dillo. di dire che Lui è il Re. Lode al Signore Gesù, Davanti al suo trono, dillo. davanti al suo trono mi umilierò, Giorno dopo giorno dopo giorno. dillo. Gloria al Signore Gesù, davanti al suo trono mi umilierò, giorno dopo giorno. Il mio capo si abbasserà davanti alla sua gloria, La sua veste risplenderà e la sua mano mi toccherà. Io canterò sempre di più, innalzerò inni di lode e su di me, poi scenderà lo Spirito suo Santo, dillo, e la la mia sua voce non si stancherà mai di dire che Lui è il Re. la mia voce non si stancherà Mai di dire che Lui è il Re. Alleluia. Alleluia. Paolo scriverà ancora nella lettera ai Romani al capitolo 8 dal versetto 34 queste testuali parole. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione
o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada, come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, ascolta, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Siamo più che vincitori. Tu sei vincitore. Tu sei vincitore su ogni difficoltà. Dio ti ha dato la vittoria. Prendila nelle tue mani in questa sera. Prendila. E Dio ti libererà da quello che tu stai vivendo. Prendi questa vittoria. A te la gloria, Gesù. Vogliamo fare ancora un canto, vogliamo adorare ancora il Signore con tutto il cuore. Grazie, papà. Tua insegna su di noi di amore, tu proclami il tuo nome e bontà, Dio di Israele. Tu sei buono e santo e senza con il peccatore, tu perdonerai le nostre iniquità. Dillo. Dio di Israele, il nome tuo è amore. Tenebre, eppure sei
Gesù, la speranza del mio cuore, del mio cuore, del mio cuore. Alleluia, Signore, grazie papà. Grazie Gesù per la tua parola che ancora in questa sera, Signore, veramente è venuto in soccorso alle nostre vite, alle nostre anime, Signore. Ci ha dato gioia, Signore, ci ha dato fiducia, papà. E noi ancora in questa sera, Padre, proprio perché sappiamo, Signore, che Tu sei colui che opera ancora e rispondi alle nostre preghiere, alla nostra lode, alla nostra adorazione. Noi vogliamo pregarti per questi casi di bisogno che ci arrivano da casa e come Chiesa noi vogliamo mettere davanti a Te Enzo che chiede di toccare il suo cuore, Signore. Tocca questo cuore, Signore, che lui Ti possa conoscere. Angela chiede preghiera per tumore, Ciro per conversione, Antonio per arresa, Tina ed Ida per guarigione ancora da tumore. Signore, debella questo tumore nel nome di Gesù. Opera, Signore. Tina chiede preghiera, Tina Leone, per pace nella sua casa e Giuseppe Verderame chiede guarigione per la sua colonna vertebrale. Signore, guarisci nel nome di Gesù, Padre, perché noi sappiamo che Tu sei ancora all'opera, Signore, e noi in questa sera abbiamo presentato questi casi di bisogno davanti a Te, sapendo, Padre, che Tu opererai in modo potente e meraviglioso, al di là di quello che noi riusciamo solo a comprendere. Ora vogliamo pregarti anche per la nostra sorella Giovanna che è qui presente e chiede preghiera. Noi come Chiesa vogliamo pregare per lei. Alleluia, Signore. A Te la gloria, Padre. Signore Dio nostro, Padre, vogliamo ancora pregarti per la nostra sorella Giovanna che chiede preghiera, Signore, alla Tua Chiesa, Padre. Sapendo, Padre, che nell'unità, Signore, nell'unità dei Tuoi figli, Signore, Tu ascolti la nostra preghiera e noi insieme vogliamo pregarti per lei. Vogliamo pregarti per la sua infermità, Signore. E noi Ti chiediamo nel nome di Gesù di guarirla adesso, Signore, in questo momento, perché Tu ci hai insegnato, Signore, a chiedere e ci sarà dato, a bussare e ci sarà aperto. E noi ancora in questa sera abbiamo bussato alla porta del Tuo cuore e chiedendo guarigione per Giovanna nel nome di Gesù e Ti ringraziamo per l'averla ricevuta, Padre. Grazie, papà, con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia, Signore. Grazie, papà. Alleluia. Alleluia. A Te la gloria, papà. Signore Dio nostro, veramente in questa sera, papà, dove potevamo andare se non nella Tua casa, papà? Dove abbiamo trovato, Signore, rifugio, ristoro, consolazione. Ma soprattutto, Signore, Tu hai parlato al nostro cuore, ringraziandoti, Signore, per questa parola, perché hai visto le difficoltà, le prove, le afflizioni che forse tanti di noi stanno attraversando, ma ci hai detto di non temere perché Tu sei colui che opererà in modo potente e meraviglioso e che stai facendo un'opera al di là di quello che noi riusciamo a vedere in questo momento. Noi Ti diciamo grazie con tutto il cuore, papà, grazie per come siamo figli Tuoi, Signore, grazie, papà, per come quotidianamente, Signore, Tu provvedi per le nostre necessità, grazie, papà, per la buona salute, grazie, papà, per i figli, per le mogli, per i mariti, grazie, papà, per ogni cosa, perché sappiamo che tutto questo viene dalla Tua mano. E noi Ti diciamo grazie con tutto il cuore, chiedendoti ancora di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, di vegliare su di noi durante la notte e di parlarci durante la notte come hai fatto con il Tuo servo Paolo, donandogli una visione chiara. Parlaci e se domani ce lo doni, aiutaci ad essere come il Tuo servo, a non stancarsi mai nel predicare e annunciare il prezioso consiglio della Tua parola che porta salvezza agli uomini. Ti diciamo grazie con tutto il cuore in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno.
Dio ci benedica, pace a tutti.